Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Trascorreremo assieme un'ora e mezza con tutte le ultime novità, tutti i fatti che sono accaduti o che stanno accadendo nella nostra regione. Ci collegheremo con varie località e partiamo subito andando in provincia di Vicenza Marostica per parlare di lupi. Sapete che è un problema che riguarda diverse zone del Veneto, lupi che si avvicinano sempre più anche ai centri abitati, ma di quello che è accaduto a Marostica ci racconta tutto Vanessa Banzato con la collaborazione tecnica di Alessandro Costacurta. A te la linea, Vanessa. Buongiorno a te Filippo e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Paura per la presenza di lupi che si avvicinano sempre più alle abitazioni, come hai appena detto anche tu. Noi ci troviamo in Valle San Floriano. In Valle San Floriano ci siamo stati, a dire la verità, anche qualche giorno fa e abbiamo sentito la gente che è molto preoccupata per questa continua presenza sempre più importante del predatore. E io mi trovo assieme a Gino Pertile. Gino Pertile abita proprio in questa abitazione di via Salarola a Valle San Floriano e qualche giorno fa gli è sparito il suo cane, il suo Whisky. Era solito andare in mezzo appunto al verde alla mattina per fare le sue corse, solo che poi non è più tornato indietro, non è più tornato a casa e tra l'altro come ci racconterà lui stesso sono numerosissime le tracce di lupi, quindi al terrore che sia stato divorato dal lupo. Gino Pertile, buongiorno. Ci vuole raccontare un po' cosa è successo? Praticamente è stato il sabato 9 che praticamente mia mamma ha lasciato andare fuori il cane per fare le sue cose e fare il suo giro. E praticamente poi non è più tornato. Ho scritto su Facebook, ho mandato di cercare di aiutarmi a trovare. Perché era molto conosciuto? Sì, era molto conosciuto, tanta gente lo vedevano e anche i miei amici. E purtroppo dopo dei giorni ho capito che effettivamente è successo qualcosa di... Lei è andato anche proprio verso la montagna per cercare di capire, di ripercorrere anche quello che la parte che aveva attraversato Whisky. Sì, praticamente sono salito nella mia collina qua sopra gli ulivi e ho visto che purtroppo c'erano le tracce del lupo, c'erano le tracce del mio cane di Whisky e anche quelle del lupo e ho capito che c'è stato il lupo a sbrallarlo, insomma. Ecco, non soltanto nella parte collinare, perché anche proprio vicino alla casa lei ha notato delle tracce di lupo. Sì, ho notato diverse tracce del lupo anche in azienda e anche per questo ho molta paura. Adesso d'estate devo mandare al pascolo gli animali e purtroppo non posso e ho molta paura. Lei gli animali li lasciava qui o saliva in montagna? No, io gli animali li lascio qui al pascolo, infatti ho recintato tutto, però a questo punto non riesco, ho molta paura a liberarli, insomma. Lei diceva che anche alcuni suoi vicini che hanno degli asini, delle bestie, purtroppo sono stati attaccati dai lupi. Sì, sono stati attaccati dai lupi e purtroppo anche diversi agriturismi sono stati... asini e anche altri animali. Sempre qui in valle? Sì. E anche... allora lei ha deciso tra l'altro di prendere un altro cane, è con noi infatti, questa cucciola di Pastore Maremmano. Infatti è molto agitata, è Pastore Maremmano e adesso... Perché ha deciso di prendere questo cane? Perché essendo che fra poco crescerà di grossa taglia, almeno come deterrente per riuscire a far scappare i lupi, insomma. Sua mamma fuori dal microfono ha detto: io ho il terrore di uscire di casa. Sì, ha il terrore perché anche alla notte si sentono dei movimenti nel bosco e fa paura. Lei ha detto che anche di sera ha sentito gli ululati? Sì, delle volte ho sentito anche a distanza, si sentiva proprio il rumore. È un appello che bisogna fare, ovviamente non a un'amministrazione comunale, perché sappiamo benissimo che sindaci e amministratori hanno le mani legate, è un appello che bisogna fare davvero in alto. Che cosa è che bisogna che faccia la politica?
aiutarci, perché anche le aziende agricole stanno chiudendo tante e anche cioè non si può lasciare perdere questa cosa, perché è molto grave e gli animali devono essere protetti come anche le persone. E, stanno cominciando effettivamente anche ad abbassarsi i lupi, essendo che quest'estate le malghe sono arrivate giù e i lupi stanno venendo giù ancora, cioè sono venuti giù e sono presenti nel territorio. Sì, con la transumanza sono tornate sì, a casa, sì, quindi? Sì, sono arrivati giù e è un pericolo molto grande. Dobbiamo fare qualcosa, insomma, il governo deve aiutarci con questo problema, insomma. Certo, una maggiore tutela, una tutela che al momento pare non ci sia, si sentono davvero abbandonati, soprattutto gli agricoltori, ma non solo gli agricoltori, gli allevatori, perché i lupi abbiamo visto, abbiamo sentito, sono sempre più vicini alle case, quindi cercheremo di seguire di volta in volta, di passo in passo, ecco, come e se si evolve questa situazione, questo appello forte soprattutto che viene lanciato a chi ci governa, a chi ha il potere di regolare questa presenza, una presenza ormai importante del lupo vicino alle nostre case. Da Marostica è tutto. Filippo, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato e al suo ospite in diretta da Marostica con la collaborazione tecnica di Alessandro Costacurta. Ne parliamo spesso di questo problema e speriamo veramente che si arrivi ad una soluzione. Noi però adesso voltiamo pagina e ci trasferiamo in tutt'altro contesto, andiamo a Venezia città, dove si vive un problema di borseggi, un problema che soprattutto in questi giorni di carnevale è aumentato parecchio. Siamo in collegamento in diretta con Ilaria Marchiori, che con un gondoliere, il quale anche lui, come i cittadini non distratti, tra poco ne parleremo, dà il suo contributo contro questa piaga che imperversa in città. Te la linea, Ilaria. Sì, buongiorno a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Come hai già anticipato e come abbiamo sentito ieri anche nel corso dei nostri telegiornali, ormai la situazione dei borseggi sta dilagando e in particolare, come si può immaginare, in questo periodo del carnevale con tantissime persone che arrivano a Venezia. L'abbiamo sentito ieri appunto con Monica Poli, oggi invece siamo qui con Riccardo Caenazzo, gondoliere, che diciamo non solo è fresco per aver sventato proprio un borseggio, adesso le chiedo di raccontarci com'è andata, ma poi regolarmente lei fa da sentinella. Sì, perché secondo me l'indifferenza appunto non porta da nessuna parte, quindi se si può aiutare soprattutto anche associazioni come la Monica con i cittadini non distratti, noi siamo qua, alcuni gondolieri sono sempre pronti appunto ad aiutare questi signori che ogni giorno si prodigano a sventare questi borseggi o per quanto si possa fare, insomma. Anche perché Riccardo, la vostra figura è davvero, cioè la vostra presenza a Venezia, lo sappiamo, è davvero importante, quindi anche il vostro fare da sentinelle, il vostro sguardo attento per difendere sia i residenti che ovviamente anche i turisti. Soprattutto i turisti e soprattutto di una certa età, perché comunque loro, i borseggiatori sanno con chi prendersela. Quindi sopra una certa età, per esempio ieri, le signore avranno avuto circa 75 anni e quindi indifese. Io mi sono sentito preso per forza in causa e appunto ho corso dietro a questo ragazzo, questo signore, che ha lasciato tutto il bottino e abbiamo recuperato tutto, insomma. Lei come si è accorta? Come l'ha visto agire? Io li riconosco, è una cosa che ormai negli anni ho fatto occhio, li riconosco subito e appena vedo qualcosa che non va comincio a guardare e appena succede qualcosa cerco di intervenire nei limiti del possibile comunque. Senta Riccardo, la città da questo punto di vista è allo sbando? Abbastanza, soprattutto negli ultimi anni. Almeno personalmente ho notato post-Covid, perché prima bene o male era un po' tranquillo, adesso proprio non c'è giorno che non ci sono i borseggiatori a Venezia. Vengono giù e fanno il loro lavoro, chiamiamolo così.
Ecco, e poi è quello che ormai sentiamo ripetere ormai da mesi, ma a questo punto anche da anni, vengono sì presi ma restano poi impuniti. Sì, questo è il problema. Il vero problema è quello, perché prenderli non è niente prenderli, perché tutti sanno chi sono, se lo sappiamo noi di sicuro anche altre persone, anche le forze dell'ordine sanno chi sono. Il problema è che appunto non si può intervenire sono tutelati, sembra impossibile, sono criminali tutelati. Ecco, se avete sentito, sono criminali tutelati. Su questa frase io ringrazio molto Riccardo Caenazzo, sia per essere stato qui con noi, perché ovviamente anche lui deve lavorare, sia per quello che fa tutti i giorni per difendere comunque la città, perché se ognuno dà il proprio contributo forse alla fine si riesce ad ottenere almeno un minimo di risultato. Grazie ancora a Riccardo Caenazzo, qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Aria Marchiori da Campo dei Frari, se non erro, e con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio. Allora è stata largamente nominata durante questo collegamento Monica Poli, che è la più famosa dei cittadini non distratti, un'associazione che si batte proprio di volontari che prestano il loro tempo a smascherare i borseggiatori. Sentiamo cosa ci ha raccontato su quello che sta accadendo in città durante questo carnevale. Sono circa le 11 di mattina e l'imbarcadero dell'Accademia non è particolarmente affollato. Una signora sta acquistando il biglietto del Vaporetto al distributore automatico con una carta di credito. Qualcuno la chiama mostrandole qualcosa sul cellulare e un istante, un millesimo di secondo, con una rapidità impressionante, un uomo estrae la carta di credito e si allontana. In seguito ha poi gettato la refurtiva ed è fuggito. Scene che da anni a Venezia si ripetono decine di volte al giorno. Sono insistenti, io non ho mai visto un'insistenza così di addocchiare le borse, di tentare in mezzo alla gente senza nessun ritegno. Col carnevale poi aumenta il lavoro anche per i ladri e quando aumenta il lavoro c'è bisogno di un rinforzo di personale. Bande di uomini, un'invasione di borseggiatrici donne, anche dalla Spagna. Abbiamo anche minorenni, sia bambine che maschietti. A stare sul piazzale della stazione con Monica Poli inevitabilmente si incrocia l'ingresso al turno di lavoro. Attenzione borseggiatrici! Ecco Shakira! Con Shakira arriva a stretto giro anche la spagnola, quindi tutte le altre. 1, 2, 3, attenzione le ladrone! Più o meno tutti i borseggiatori sono identificati con un soprannome dai cittadini non distratti. Una galleria che fa invidia alle maschere tradizionali del carnevale. Vai! Vai! Che passa? Che passa? Ehi! C'è la banda che passa ultimamente tra quelli che tentano il borseggio anche dentro i negozi, poi ci sono quelli di Sadiq dal nome del barista che avevano picchiato perché aveva sventato un furto. Ci sono i nuovi arrivi e le vecchie glorie tipo Sbessoetta all'opera in città da circa 20 anni. Qui c'è l'impunità. Io non mi posso vedere un borseggio, atti osceni, percosse, con denuncia con relativa testimone, archiviata. È peraltro abbastanza chiaro come non si tratti di disperati che vivono di espedienti, ma di affiliati a vere e proprie organizzazioni che, sommando portafoglio a portafoglio, realizzano un discreto fatturato. È un lavoro che le varie squadre antiborseggio fanno per tutelare i cittadini, però si vedono poi il lavoro svanito. Perché? Perché questi sono fuori, liberi a rubare. Bravo, esci, attenzione ladrone, guardate se avete il portafoglio. E allora da Venezia adesso ci trasferiamo in provincia di Treviso per una notizia che originariamente parte dalla Corte d'Appello di Venezia, però che ha confermato l'ergastolo a Sergio Miglioranza, il 73enne accusato di duplice omicidio, ma ci racconta tutto in collegamento da Paese su questa sentenza Christian Arboit. Buongiorno Christian. Sì, buongiorno Filippo, a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. È proprio così, ieri sera la Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha confermato l'ergastolo che era stato somministrato in primo grado nei confronti di Sergio Miglioranza, 73 anni, per la morte del giugno del 2020 di Franca Fava, della moglie Franca Fava e dell'amica
Fiorella Sandre, un rogo devastante che interessò l'abitazione della famiglia Miglioranza in via Feltrina 76, dove Franca e la signora Fiorella convivevano, erano amiche e avevano deciso di trascorrere quella parte di vita insieme. Con loro coabitava anche il marito di Franca, Sergio Miglioranza, che quella notte appiccò il rogo. I magistrati non hanno dubbi e il secondo grado di giudizio lo ha confermato. 11 punti di innesco che furono trovati dai vigili del fuoco nell'immediatezza del fatto del rogo, un rogo furioso, fiamme altissime fino a 20 metri. C'era anche del liquido accelerante, c'era della benzina e non solo, erano state ostruite anche le porte, quindi le possibili vie di uscita. Per quei fatti appunto venne incriminato poco tempo dopo lo stesso Miglioranza, come movente la volontà di accaparrarsi l'assicurazione sulla casa, l'incendio, lo scoppio per un totale di 280.000 euro. La difesa in questi anni ha tentato di far scagionare il Miglioranza, ma non c'è riuscita, e ieri sera i magistrati del secondo grado di giudizio hanno confermato per l'appunto l'ergastolo. In corte d'assise d'appello c'era anche la signora Martina Sandre, figlia unica di Fiorella. Ieri sera, signora Martina, qual è stata la sua prima reazione? Beh, di gioia, contentezza sicuramente, perché sì, finalmente un altro tassello è stato aggiunto, come dicevo, a questa storia che è un po' infinita comunque. Però sì, contenta del risultato, perché entrambe le corti d'assise, sia di primo e secondo grado, hanno confermato la colpevolezza di Miglioranza. Adesso probabilmente ci sarà la richiesta per la Cassazione da parte della difesa, quindi speriamo che entro fine anno si possa chiudere questa storia, perché per me, per la mia famiglia, ma anche per le due donne che sono già quasi 5 anni che non ci sono più. Quindi preferirei e avrei piacere, insomma, che la giustizia facesse la sua parte. Dopo 5 anni, diciamo, è il momento di chiudere questa vicenda, esatto, che immagino le abbia provocato molto dolore in questi anni. Assolutamente, anche perché avevo solo lei come famiglia. Mia mamma era ragazza madre, cioè mi ha tirato su da sola, non mi ha mai fatto mancare niente, quindi ho perso praticamente una parte di me, perdendo lei ovviamente. Perché già quando perdi una persona, magari per morte naturale, ovviamente, però perderla così per una persona che guardava più ai soldi che alla vita delle persone, non lo trovo giusto. Lei tra l'altro fu tra le prime ad accorrere quella maledetta notte del 10 giugno 2020, fu anche la prima a rimanere scioccata da un epilogo di quel tipo. Lei stessa non si immaginava potesse essere il Miglioranza? No, assolutamente no, anche perché la notte stessa sono andata anche in ospedale io, mentre i vigili facevano il loro lavoro, giustamente, che anzi ringrazierò sempre. Quindi ho parlato anche con lui, cioè lui mi ha detto che praticamente stava cercando di portare via delle bombole, stava cercando di uscire, sì, però poche parole veloci, perché lì in ospedale non è che si potesse, già era periodo anche di Covid, quindi non è che potevi stare molto a contatto con... Quindi quando sono venuta a sapere che era indagato per quello che era successo, ovviamente mi sono cadute le braccia e tutto il resto, proprio ci sono rimasta male, perché fino al pomeriggio che ho sentito mia mamma al telefono non mi ha dato segnale di nessun problema, cioè, quindi, ma neanche durante i periodi precedenti, quindi hai capito, non ho mai avuto, o lei se l'è tenuto per non darmi peso, perché avendo una famiglia o figli, hai capito, non voleva magari farmi preoccupare, ma non credo che se si sentiva in pericolo, penso che me l'avrebbe detto. E la sentiva serena? Sì, tranquilla, anche perché l'avevo visto il sabato prima e il martedì pomeriggio verso le 6:30 si sono sentiti al telefono, quindi sì, e poi la notte dopo è successo quello che è successo, quindi penso che ero tranquillissima, quindi cioè, non avrei mai pensato che fosse stato lui. Senta, signora Martina, lei ha incrociato, immagino, lo sguardo del Miglioranza ieri sera o comunque nel corso di questo
processo di questi 5 anni, tutti i processi, e ogni volta? Ogni volta lo guardo con indifferenza, perché secondo me non ha neanche senso arrabbiarsi perché alla fine non è un uomo, perché se fosse stato uomo avrebbe cercato di aiutare le 2 donne, perché per quanto uno ci tenga alla sua vita, un sacrificio, un qualcosa, avrebbe detto ai vigili del fuoco quando sono arrivati: ci sono 2 donne, sono dalla parte dietro della casa, avrebbe cercato di dare dei consigli ai vigili, invece lui pensava solo a se stesso praticamente, quindi per me è un uomo che non vale niente, cioè io lo vedo con indifferenza proprio. Signora, se io le chiedessi la domanda più stupida che si può fare in questi casi, il perdono, c'è spazio per il perdono in questi casi? Per quanto mi riguarda no, perdonare no, essere indifferenti sì, perché per me lui proprio, se mi dicono che gli è successo qualcosa così, proprio non mi farebbe né caldo né freddo, però no, non riuscirei a perdonare, no, una cosa troppo grossa, perché cioè, ripeto, un uomo, se fosse uomo avrebbe cercato di aiutare le 2 donne, vuol dire che di loro realmente non gli interessava niente, quindi sì, non era un uomo vecchio, anziano, che magari non riusciva a muoversi, era agile come persona, quindi insomma avrebbe potuto almeno tentare di aiutarle. Non dico che ce l'avrebbe fatta a salvarle, per carità di Dio, perché l'incendio era devastante, che io l'ho visto, cioè non riuscivo, neanche i vigili riuscivano a entrare facilmente, però almeno tentare. Cioè, penso che se una persona ha cuore, se una persona è un uomo o una donna, perché potrebbe essere stata anche una donna, non dico adesso, avrebbe cercato in qualche modo di salvarlo. L'indifferenza forse è l'unico atteggiamento anche? Secondo me sì, perché io l'ho visto tutti i processi praticamente che abbiamo fatto, l'ho sempre visto, lo guardavo ogni tanto, non ho mai tentato comunque neanche di chiedere il perché o cosa, perché non saprei neanche spiegarmi, non saprei neanche come, anche tanto lui risponde: io non sono stato, le uniche cose che ha sempre detto, quindi non ha neanche senso chiederlo. I fatti stanno parlando da sole, le indagini hanno parlato da sole, quindi già per me questo è un gran risultato. Grazie signora Martina, grazie davvero. Filippo, con Alberto Pivetta da Paese Tutto ti restituisco la linea. Grazie a Christian Arboit e naturalmente alla sua ospite. Altre notizie di cronaca: la polizia locale di Verona è a caccia del pirata della strada che questa mattina alle 5:30 ha investito e ridotto in fin di vita un ciclista fuggendo senza prestare soccorso. L'uomo rimasto a terra è stato trasportato dai sanitari del SUEM 118 in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. L'investimento è avvenuto in strada bresciana nella periferia ovest di Verona. Gli specialisti del nucleo infortunistico sono già alla ricerca del veicolo di colore scuro, probabilmente il cui conducente rischia anche l'arresto se individuato nelle prossime ore. E invece il proprietario di un'abitazione di Cesio Maggiore, siamo in provincia di Belluno, è stato ricoverato all'ospedale a causa dell'intossicazione dovuta dall'aspirazione di fumo prodotto da un incendio divampato nel sottotetto per il probabile malfunzionamento della canna fumaria. Tetto e soffitta dell'edificio sono stati quasi completamente distrutti e il fuoco ha leggermente lambito anche una casa adiacente. Sul posto hanno operato più squadre dei vigili del fuoco e personale del SUEM 118. Lutto nella comunità di Reschigliano di Campodarsego, che ha salutato Esmiralda. Sua figlia Emanuela era morta nell'ottobre del 2021 a soli 11 anni, investita mentre attraversava la strada tornando dal parco giochi. Aveva solo 43 anni e un sorriso dolcissimo, Esmiralda Scalzi, tutta Reschigliano di Campodarsego la piange, unita alla sua famiglia. Mamma di 4 figli, 3 anni e mezzo fa, ottobre 2021, aveva detto addio a Emanuela, 11 anni, studentessa di prima media. La piccola era morta dopo essere stata investita da un furgone in via Pontarola mentre tornava a casa dal vicino parco giochi. Nella chiesa di Reschigliano, che aveva raccolto tutto il paese nell'addio alla giovanissima studentessa di prima media, l'ultimo saluto anche a mamma Esmiralda, che lascia il marito e altri 3 figli. Proprio dal marito il commovente saluto sui social alla moglie: addio vita mia.
E a Beverare, nel Rodigino, sono stati invece celebrati i funerali di Carla Gatto, la nonna di Giulia Cecchettin. Carla Gatto è morta improvvisamente all'età di 76 anni. Ogni lutto ha scavato un solco più profondo dentro di lei. La sua forza l'ha sempre sostenuta, ma la morte di Giulia l'ha segnata. La morte di Giulia l'ha segnata profondamente, lasciandola senza più appigli. Aveva smesso di crederci, voleva mollare tutto. Poi un giorno, mentre parlavamo di sogni, si è resa conto che era un modo per onorare chi non poteva più inseguirli. E ho visto tornare una lieve luce nei suoi occhi. La voce si spezza a Gino Cecchettin raccontando dell'immenso dolore vissuto da Carla Gatto per la morte della nipote Giulia e dei sogni tenuti stretti fin da bambina, malgrado le fatiche, malgrado i lutti. La chiesa di Beverare è colma di persone e commozione. Insieme ai familiari Andrea Camerotto, cognato di Cecchettin, l'avvocato e amico Stefano Tigani, i sindaci di Vigonovo Luca Martello e di San Martino di Venezia Elisa Sette. Continuare a fare il bene anche quando si riceve il male è il filo che lega a letture, omelia, commiati. Davide, fratello di Giulia ed Elena, scandisce le parole di San Paolo. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Concetto che Don Gabriele, ex parroco di Vigonovo e amico dei Cecchettin, riprende nell'omelia invocando il sostegno di nonna Carla. Non diventare anche noi portatori di male, portatori di odio, anche se lo abbiamo ricevuto. Perché Carla aveva messo a frutto i suoi talenti, come suggerisce la parabola, amando senza riserve la vita, la bellezza, la sua famiglia. Come parlava dei suoi nipoti, come parlava di loro e quanto le ha spezzato il cuore la partenza di uno di loro, della Giulia. Lei che una vita non facile non era riuscita fino a quel momento a piegare. Sei sempre stata forte e battagliera, mai stanca, non ti fermavi mai. A volte mi chiedevo come facesti a fare tutto ciò. Eri la mia roccia, il mio rifugio, la mia maestra di vita. I sogni non appartengono solo ai bambini. La nostra mamma, ha proseguito Gino, aveva iniziato solo da pochi anni a coltivarli davvero. Dipingere, scrivere, viaggiare zaino in spalla resterà inesaudito. Mi raccomando, cerca di stare tranquilla, almeno adesso, dove sei penso non ci sia lavori da fare. Lascia tranquilli gli angeli e se li vedremo in giro sappiamo che si saranno presi una pausa dalle tue proverbiali chiacchierate. Oggi non voglio chiedermi perché ci sei stata tolta, ma voglio ringraziarti di esserci stata, sempre, la mia mamma, la nostra mamma. Non so come hai fatto, tu che hai sempre vissuto nel deserto, ad essere un'oasi per chi avevi vicino. Quando Monica ci ha lasciato, Elena ha detto, è con il nonno Alfredo. Ora sei con loro e con Giulia e ci fate sentire un po' soli. Ma sappiamo dove trovarvi e quando abbiamo bisogno di voi il cuore ci viene in aiuto. Sappiamo che il tuo abbraccio continuerà a proteggerci, invisibile ma eterno dentro di noi. Ti amo, mamma. Voltiamo pagina, andiamo a Bassano del Grappa, al centro studi di Bassano del Grappa, dove si vive un problema di droga e risse. L'amministrazione promette più controlli a sorpresa. Dopo i recenti controlli al centro studi con alcuni ragazzi trovati in possesso di sostanze stupefacenti e soprattutto dopo gli episodi violenti che hanno visto protagonisti a Bassano alcuni giovani, l'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo annuncia un imminente faccia a faccia con sindaci, dirigenti scolastici e forze dell'ordine, ma intanto promette maggiori controlli a sorpresa sia prima che all'uscita delle scuole. Abbiamo fatto innanzitutto una riunione tecnica, un tavolo di lavoro in commissariato la settimana scorsa, dove abbiamo deciso con il responsabile del commissariato, su sollecitazione peraltro del questore di Vicenza che è molto attento a questa problematica, abbiamo deciso di creare un sistema tra le forze dell'ordine
che programmi interventi in zona, verifiche costanti, programmate proprio, sia con polizia, con carabinieri e polizia locale, che diventino sistematiche, proprio per prevenire non solo lo spaccio degli stupefacenti, ma anche e soprattutto chi, come si suol dire, ai miei tempi si diceva, brucia dalla sola alla scuola. Si guarderà anche questo, questo per dare un segnale ai ragazzi che sappiano che stiamo intervenendo in maniera programmata e sistematica. Ci vedranno molto più presenti qui in zona. Il lavoro procede anche per implementare le telecamere che saranno ancora più presenti. Tanto perché si sappia, si potranno leggere da queste telecamere anche le targhe delle macchine che passano. E a proposito di centri studio, l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto l'atto di concessione per 19 anni di una parte dell'ex caserma Piave all'Università di Padova, che da oggi acquisisce la disponibilità dell'intero compendio e avvia la realizzazione di un nuovo polo universitario in città, il campus universitario di Scienze Sociali. Il progetto di trasformazione comprende, come detto, l'intero compendio immobiliare, che ha una superficie di oltre 27.000 metri quadrati e prevede un investimento di 90 milioni di euro da parte dell'Ateneo. Il termine dei lavori è previsto per il 2028. Proseguiamo con la cronaca. Non cambia il capo di imputazione ipotizzato dalla Procura di Belluno nei confronti di Ornella Gasperin, la 46enne che venerdì scorso ha aggredito a colpi di forbice il vicino di casa, Giovanni Casol, di 64 anni, nella sua abitazione di Sopracroda, in città. L'uomo è stato visitato dal medico legale Antonello Cirnelli, che tra 90 giorni depositerà la sua relazione. Resta al momento reclusa nel carcere veneziano della Giudecca Ornella Gasperin, la 46enne di Belluno, e l'accusa nei suoi confronti è quella di tentato omicidio del vicino di casa Giovanni Casol, di 64 anni. Ma la donna è completamente assente, al punto da non ricordare veramente i fatti, riferisce l'avvocato Massimo Montino, che con il collega Antonio Pradi ha ricevuto il mandato di difensore di fiducia. Il conflitto tra i due era datato e pare riconducibile a difficoltà personali. Da una prima ricostruzione dei fatti accaduti poco prima delle 10:30 di venerdì scorso nella frazione di Sopracroda a Belluno, la donna avrebbe dapprima cercato di soffocare il 64enne con un cuscino e successivamente l'avrebbe colpito con un paio di forbici, causandogli ferite alle mani e al cuoio capelluto, giudicate guaribili in 20 giorni. I motivi della violenta reazione della donna sono ancora sconosciuti. La nostra assistita risponde a monosillabi e si fa fatica a interagire con lei, spiega l'avvocato Montino, che ha incontrato Ornella Gasperin in carcere a Venezia, assistendola durante l'udienza di convalida della misura cautelare chiesta dalla PM Gallego e accolta dal Tribunale. La 46enne per il momento si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Giovanni Casol è stato visitato dal medico legale, il dottor Antonello Cirnelli, che pur riservandosi di consegnare la propria consulenza entro il termine di 90 giorni avrebbe già sommariamente riferito particolari tali da confermare il capo di imputazione. Date le condizioni di disagio psicofisico della donna, inoccupata dal 1993 e in carico ai servizi sociali di Belluno, la difesa sta verificando la possibilità di chiedere la modifica della misura cautelare, magari in una comunità, perché la signora ha bisogno di essere aiutata, afferma l'avvocato Montino, in attesa anche di un eventuale accertamento della capacità di intendere e di volere della 46enne. Sembra, e gli accertamenti sanitari potrebbero averlo confermato nell'immediatezza dei fatti, che quella mattina Ornella Gasperin non fosse in stato di alterazione psicofisica causata da agenti esterni. Qualcosa in più circa le condizioni di salute della donna forse potranno dirlo la madre e la sorella, che la difesa intende incontrare a breve. La Procura di Treviso ha chiuso le indagini sulla banda di 4 tecnici che per mesi ha razziato i trasmettitori delle antenne telefoniche, creando disservizi ai cellulari di Mezzo Veneto e anche del Friuli Venezia Giulia. I responsabili vanno verso il processo. Impossibile chiamare ed essere chiamati, impossibile connettersi, perché i trasmettitori erano stati razziati, telefonini bloccati, un disservizio enorme, in tilt migliaia di cellulari Wind in varie zone tra Veneto e Friuli Venezia Giulia da luglio 2022 a gennaio 2023. I 6 mesi da incubo in cui ha operato la banda delle antenne, 37 colpi messi a segno per i 4 ritenuti responsabili, tecnici specializzati dipendenti di una società di Monselice, nei confronti dei quali la Procura di Treviso
ora ha chiuso le indagini e per i quali si attende la richiesta di rinvio a giudizio. Secondo gli inquirenti, 4, agendo sempre tra loro in coppia, fingevano di dover fare degli interventi di manutenzione agli impianti di trasmissione. Poi, una volta saliti sull'antenna, la tecnica era sempre la medesima. Tranciavano i cavi di connessione degli apparati per rubare i trasmettitori, per l'esattezza sempre 3 unità radio che poi probabilmente rivendevano all'estero. Nel mirino gli apparecchi di Wind, che dei disservizi non aveva alcuna responsabilità nonostante gli strali degli utenti ignari che il gestore fosse a sua volta vittima della banda. 6 mesi di razzie concluse grazie alle indagini dei carabinieri. Nei guai sono finiti un 57enne residente a Terni, un 47enne di Villafranca in provincia di Verona e 2 cittadini romeni rispettivamente di 49 e 28 anni residenti nel Padovano e nel Vicentino. Il primo colpo a cornuda, depredando l'impianto Wind di via Ugo Foscolo. Poi, vista la facilità del colpo, i 4 hanno pensato bene di continuare su quella strada con un'impressionante sequenza di raid. Nella Marca, a Oderzo, Castelfranco, Ponzano, Casier, Zero Branco, Videlago, Mareno di Piavo e Vittorio Veneto e Codognè. Nel Vicentino a 2 ville, Bolzano Vicentino, Altavilla Vicentina, Montecchio Maggiore e Rosà. Nel Veronese a Soave, Lazzise e Bussolengo. Nel Veneziano a Spinea Mirano, a Borbiago di Mira, in Friuli Venezia Giulia, a Pordenone, Porcia, Fontana Fredda, Budoia, Aviano, Staranzano e Villese, spingendosi anche in Trentino Alto Adige, a Nave San Rocco e in Emilia Romagna a Bagnocavallo in provincia di Ravenna. Si tratta di atti da condannare fermamente. Il danneggiamento della rete digitale di comunicazione è un grave danno per i cittadini e per le imprese che necessitano di servizi digitali di comunicazione sempre più efficienti oggi ed in futuro. È per questo che il governo ed l'Europa stanno investendo molto nella modernizzazione e nel potenziamento delle reti digitali. E questo investimento deve essere tuttavia svolto nel rispetto dei territori e nel rispetto delle esigenze dei cittadini. E di questo che la provincia in futuro e oggi si farà garante. Parla per la prima volta Casa Pound Veneto dopo l'aggressione avvenuta sabato a Padova da parte di una trentina di militanti del centro sociale Pedro. Erano rimasti solo 4 ragazzi che stavano raccogliendo i materiali quando poi evidentemente, insomma, adesso senza voler io lanciarmi in un nesso causa-effetto, insomma, ma vedendo che il numero era diminuito, presumo, è arrivata un gruppo di persone che i ragazzi nostri hanno quantificato sulla trentina. È arrivato di gran corsa, tempo proprio di qualche insulto, ma nella foga, diciamo, e subito hanno aggredito i nostri militanti. L'aggressione è avvenuta nei momenti finali del banchetto che Casa Pound stava facendo sabato mattina in Prato della Valle, un'iniziativa autorizzata dalla Questura di Padova. Il racconto di Carlo Cardona, referente regionale del movimento di estrema destra, ricostruisce il blitz degli attivisti del centro sociale Pedro, una trentina circa a fronte di 4 militanti di Casa Pound. Uno dei ragazzi ha avuto delle conseguenze pesanti rispetto all'aggressione, perché poi ha dovuto subire un'operazione perché ha avuto delle ossa rotte in faccia e hanno dovuto applicargli delle placche in titanio per ricostruire la faccia, ecco, rischiava di perdere la vista. In questi giorni la politica locale ha condannato la violenza subita dai militanti di Casa Pound, ma si è aperto il dibattito sui fogli di via disposti per alcuni antagonisti che però studiano a Padova. La presidente Ampi di Padova, pur condannando il comportamento degli attivisti del Pedro, chiede che non venga negata la possibilità di studiare in città. Se volevano avere il diritto allo studio potevano fare a meno di comportarsi da briganti. Ma a me sembra veramente una polemica incredibile e una polemica che non coglie la gravità del fatto. Casa Pound spiega anche le parole usate nella nota ufficiale subito dopo l'aggressione. Quando Casa Pound sbaglia le pene sono molto molto severe, il circo mediatico si muove in maniera compatta nel condannare, nessuno si pone se uno dei nostri il problema ha diritto a studiare o meno dopo un eventuale caso successo, e invece vedi che qua c'è tutto un altro tipo di trattamento. Noi quando definiamo mafia antifascista è tutto questo mappazzone. I banchetti allestiti in Prato della Valle erano destinati alla raccolta firme per la reimmigrazione e il rimpatrio dei migranti. Casa Pound ha annunciato che sabato prossimo torneranno in piazza nello stesso punto in cui i militanti sono stati aggrediti.
E dopo l'annuncio di Casa Pound di voler tornare in Prato della Valle, come ci ha detto Valentina Visentini nel servizio che avete appena visto, dopo l'aggressione dei centri sociali c'è preoccupazione a Padova per la sicurezza del mercato che si svolge ogni sabato. Chiara Gaiani e Cristian Rocche Agliendi hanno raccolto i timori delle associazioni di Prato della Valle. Prato della Valle adesso è sostanzialmente libero da tutti i banchi che lo occupano nel mercato del sabato, che è un momento tradizionale, importante, che richiama persone non solo dalla città ma anche da tutta la provincia e anche oltre. Sabato prossimo si è annunciato che il banchetto di Casa Pound tornerà a mettersi nello stesso posto dove era sabato scorso, più o meno dove noi ci troviamo adesso con Sebastiano Arcoracci, che è il presidente del Comitato Prato della Valle. C'è grande preoccupazione per questo. Sappiamo che il sabato davvero c'è tantissima gente in Prato della Valle. Beh, certamente come Comitato Prato della Valle una leggera preoccupazione c'è perché il sito Prato della Valle è un sito culturale che va naturalmente di cui va tenuto fortemente in considerazione. Ma non solo, noi non vorremmo che Padova torni a essere sede di scontri, di guerriglia, di cui non ne sentiamo il bisogno, ma soprattutto in Prato della Valle, che è un luogo appunto di incontro, soprattutto il sabato, di migliaia di persone, di famiglie con bambini. Voi capite che questo vuol dire anche rischiare che ci possano essere dei problemi, anche dei feriti, dei contusi. Purtroppo, devo premettere che Casa Pound ha diritto, secondo l'articolo 21 della Costituzione, di manifestare liberamente il proprio pensiero ed è giusto che sia autorizzato a farlo. Naturalmente il questore potrebbe porsi un problema di ordine pubblico, ci sono tutti i profili, sia per il luogo di sovraffollamento che è il sabato a Prato della Valle, sia per il sito, sia perché appunto si possono temere ulteriori scontri. Potrebbe il questore, senza togliere nulla alle decisioni del questore, pensare di immaginare un luogo diverso per questa iniziativa che, ripeto, è sacrosanta, raccoglie solo delle firme, che potrebbe essere per esempio la zona rossa che è stata costituita di recente in Piazzale Stazione, dove ho notato che c'è una forte presenza delle forze dell'ordine, che quindi garantirebbero meglio, con più oculatezza, con più accortezza, con idonee misure, anche eventuali problemi che potrebbero porsi. Ovviamente il dispositivo sabato sarà adeguato. Quello che è successo qualche giorno fa segna ovviamente una linea. Voi avete in mente comunque di formalizzare questa richiesta che lei sta facendo al nostro microfono? Ma io direi di no, il questore e il sindaco sanno bene come comportarsi, lo hanno dimostrato, il questore in particolar modo, attenendosi all'indirizzo del Ministero dell'Interno nel costituire le cosiddette zone rosse, sa bene e non c'è bisogno di una nostra istanza formale. Come Presidente del Comitato della Valle, ripeto, siamo preoccupati che Prato della Valle possa essere luogo di scontri. Così non deve essere, perché Prato della Valle è l'agorà di Padova, è il centro nevralgico di tutti gli incontri delle relazioni sociali, delle relazioni commerciali che si svolgono a Padova, quindi bisogna preservarlo. E io invito intanto a non continuare in queste forme di scontro che non fanno bene a nessuno, e anche Casa Pound non deve prestare il fianco a questi tentativi che sono appunto dettati da altre logiche che i cittadini naturalmente non condividono e di cui si tengono ben lontani dal farlo. A Palazzo Balbi, sede del Consiglio regionale a Venezia, della Giunta regionale del Veneto a Venezia, il presidente Luca Zaia è tornato sul tema del fine vita che ha provocato una spaccatura nel centrodestra. Al vaglio una circolare per tutte le aziende sanitarie in modo da uniformare la procedura. Stiamo cercando di capire se con modalità delle circolari alle ULSS, quantomeno di stabilire un modus operandi
che sia rispettoso del fatto che il cittadino malato terminale che ha i requisiti stabiliti dalla Corte Costituzionale abbia una risposta pressoché immediata. Nonostante le tensioni dei giorni scorsi con Fratelli d'Italia prima e con Forza Italia poi, che di fatto intorno al delicatissimo tema del fine vita hanno portato ad una spaccatura nel centrodestra in regione, il presidente Zaia va avanti e torna ad invocare una legge nazionale. Intanto però, in attesa di questa, la regione Veneto sta studiando una circolare per stabilire una procedura standard per tutte le ULSS che naturalmente, specifica Zaia, sia compatibile con la legge. Nell'ambito della libertà di fare una circolare cercheremo di capire fino a che punto si possono codificare questi passaggi che sono di natura tecnica e clinica. Veneto, che per capire i margini di movimento in tal senso attende le motivazioni dell'impugnativa della legge toscana, che prevede un periodo di 37 giorni dalla richiesta del paziente all'esecuzione del suicidio assistito. Non è una battaglia fondamentalista o estremista, ma di civiltà. Massimo rispetto, continua il governatore, per chi non la pensa come me. Credo che tutte le parti in causa abbiano un unico interesse, che è quello di chiedere una legge nazionale in un paese, evidenzia Zaia, dove nel 2017 è stata varata una norma per il cosiddetto testamento biologico. Chi è contro dovrebbe battersi con coerenza per vietare il fine vita, perché ricordo a chi è contro che in questo paese il fine vita esiste. Chi è contro deve prendere atto che oggi in questo paese è in atto un processo che lui non condivide. Rispondendo poi ad una domanda sull'autonomia, nei giorni in cui al Ministero degli Affari Regionali riparte il tavolo sulle materie non LEP, Zaia fa il punto sull'iter in corso. Si va avanti con l'intento di preparare innanzitutto una intesa sulla prima materia delle 9 non LEP, che è la protezione civile. Non si esclude di lavorare anche di iniziare il lavoro anche su quello che è la previdenza integrativa e magari la giustizia di pace, che potrebbero essere ulteriori elementi in questa fase iniziale. E a proposito di sanità regionali, una mozione del Partito Democratico Veneto chiede che la Giunta regionale disponga che tutte le aziende sanitarie adottino obbligatoriamente il prima possibile il piano di prevenzione della violenza a danno degli operatori sanitari. In una nota la consigliera Dem Luisetto ricorda come il numero di aggressioni al personale sanitario in Veneto sia in continuo aumento. Le aggressioni erano 220 nel 2020, sono aumentate a 663 nel 2021, 883 nel 2022 per raggiungere quota 2229 nel 2023. Torneremo tra poco in regione, ma intanto voliamo a Padova, dove ci chiede la linea Luisa Bertini per un'operazione antidroga del nucleo operativo speciale della Polizia Locale di Vicenza nella zona calda della città del Quadrilatero. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia con il comandante della Polizia Locale Massimo Parolin, con il responsabile del NOS De Franciscis, che ci illustrano appunto queste importanti operazioni antidroga svolte nelle zone calde della città, le zone più attenzionate tra Campomarzo e Quadrilatero. Prima di entrare nello specifico, una panoramica degli ultimi controlli che sono stati effettuati. Sì, certo, l'attività del nucleo operativo speciale del Corpo di Polizia Locale di Vicenza è molto importante per quello che afferisce appunto il contrasto al microspaccio nella città di Vicenza. Sono stati circa 200 gli interventi che sono stati fatti da parte del nucleo, che hanno comportato il deferimento alle autorità giudiziarie di 36 persone e l'arresto di 13 di queste. E altresì abbiamo trasmesso la comunicazione alla Prefettura di Vicenza per 126 persone che invece detenevano per uso personale sostanza stupefacente. Quindi direi che è importantissima l'attività del corpo in questa materia per riuscire ad infrenare il fenomeno del microspaccio nella città. Ecco, abbiamo visto la panoramica entrando specifico delle ultime 3 attività che avete condotto con l'ausilio anche delle telecamere di videosorveglianza o in Borghese. Che cosa avete trovato?
Sì, le ultime 3 operazioni messe in campo dal nucleo insieme alla squadra antidegrado dell'unità cinofila della Polizia Locale di Vicenza hanno portato alla denuncia di 3 persone per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono avvenute tutte nell'area calda del Quadrilatero, in particolare l'area verde di Campomarzo e Giardini Salvi. In particolare una delle 3 operazioni è stato notato un soggetto che veniva avvicinato da persone a noi note perché utilizzatori di sostanza stupefacente, e dopo un breve colloquio questo soggetto faceva avanti e indietro da un cestino dei rifiuti. La cosa naturalmente ci ha insospettito, siamo intervenuti e insieme all'unità cinofila abbiamo fermato il soggetto e il cane antidroga Aria dal cestino è riuscito a fiutare la sostanza stupefacente che era occultata all'interno del cestino nella parte in cui vengono di solito spente le sigarette. Il soggetto naturalmente è stato denunciato a piede libero per spaccio e detenzione ai fini di spaccio, e la sostanza stupefacente e il denaro che aveva con sé ritenuto provento dell'attività criminale è stato sottoposto a sequestro. Nelle altre 2 occasioni è stato denunciato un italiano perché durante un controllo nell'area verde si aggirava con fare sospetto e alla vista degli agenti in divisa ha cercato di allontanarsi per evitare il controllo. Dalla perquisizione gli abbiamo trovato un notevole numero di dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Per questo motivo, essendo anche un quantitativo superiore all'uso personale, è stato denunciato a piede libero per detenzione a fini di spaccio. E un'altra operazione che ci ha condotto invece sempre nell'area verde alla denuncia di uno straniero per spaccio di sostanza stupefacente. Anche lì il personale borghese, con l'aiuto delle telecamere, abbiamo assistito ad una cessione. È stato fermato sia l'acquirente, che quando ha visto gli agenti e ha capito che stava per essere fermato ha cercato di disfarsi della sostanza stupefacente gettandola a terra, ma è stata prontamente recuperata, e al fermo della persona che nel frattempo in quell'episodio la persona straniera si era allontanata in centro. L'abbiamo seguita a distanza perché era un orario di punta, quindi pieno di gente, per non creare pericoli magari dovuti alla fuga del soggetto. Così abbiamo aspettato che raggiungesse un posto meno frequentato e in quel momento è stato fermato ed è stato portato presso il distaccamento e denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Ecco, l'avete sentito, questo è l'esito degli ultimi controlli, anche se i controlli sono in realtà costanti nella zona di Campomarzo e del Quadrilatero, che sono zone qui a Vicenza particolarmente attenzionate dalle forze di polizia. Per il momento è tutto e restituisco la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini, che con la collaborazione di Simone Squarcina ci ha dato in diretta da Vicenza questo aggiornamento dell'ultima ora sull'operazione della Polizia Locale in città. Noi torniamo in Regione Veneto, a Venezia, dove una delegazione di amici di Alberto Trentini, il cooperante 45enne del Lido di Venezia, che è detenuto da parecchio tempo in Venezuela, è stata ricevuta in Consiglio regionale, un'iniziativa che era stata lanciata dalla capogruppo Dem in Consiglio, Vanessa Camani. Siamo una rappresentanza degli amici di Alberto Trentini, che è un nostro caro amico, è un professionista della cooperazione internazionale da più di 20 anni e da 3 mesi non abbiamo più sue notizie. A Palazzo Ferrofini, presidente e consiglieri regionali hanno ricevuto una delegazione di amici di Alberto Trentini, il cooperante lidense detenuto nel carcere di Caracas dallo scorso 15 novembre. Un gesto di solidarietà e vicinanza al 45enne e alla sua famiglia, ma soprattutto un appello accorato affinché venga tenuta alta l'attenzione sulla situazione e si faccia ogni sforzo possibile per ottenere la sua liberazione. Un gesto importante di solidarietà e di vicinanza alla famiglia del cooperante veneziano che dal 15 novembre dell'anno scorso è in Venezuela e non si hanno più notizie. È stato accusato ingiustamente per accuse di terrorismo internazionale, una cosa assolutamente assurda perché lui è lì appunto per cooperare. Ci uniamo ai quanti si stanno rivolgendo alla Farnesina per l'appello alla liberazione che avvenga quanto prima del nostro concittadino. Credo che sia un gesto importante del Consiglio della Regione del Veneto verso un cittadino veneto che in questo momento sembra illegalmente detenuto in un paese straniero. Ringraziamo il Consiglio regionale per la sensibilità che ha dimostrato. Essendo Alberto una persona per bene, una persona che dedica la sua vita ai più fragili, chiediamo
la liberazione immediata di Alberto e la tutela dei suoi diritti e della sua salute. Baldin ha anche presentato un'interrogazione al Presidente Zaia perché si faccia parte attiva con il governo di Giorgia Meloni per chiedere subito la scarcerazione, come è stato fatto anche per altri, tra l'altro, e una tutela legale nei confronti di Alberto Trentini, accusato ingiustamente e detenuto in Venezuela. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo sul caso della battuta di caccia all'anatra che ha visto tra i protagonisti Donald Trump Jr. e i suoi compagni con tanto di abbattimento di un esemplare protetto di Casarca, un'anatra tutelata e non cacciabile, facilmente riconoscibile dal piumaggio arancione. Il fascicolo è stato aperto sulla base degli esposti presentati dal consigliere di Europa Verde Andrea Zanoni e da varie associazioni ambientaliste. L'ipotesi di reato è la violazione della legge regionale sulla caccia e sulla tutela delle specie protette. Al momento non è dato sapere se Trump Jr. sia indagato o meno, ma l'inchiesta affidata agli investigatori dei Carabinieri Forestali punta a capire chi abbia abbattuto l'anatra e se siano state o meno rispettate le norme sulla caccia regionali ed italiane. Il cordoglio del mondo venetista per la morte dell'avvocato Andrea Arman, ma anche di chi con lui portò avanti la battaglia per restituire i loro patrimoni ai risparmiatori traditi dalle popolari venete. Il venetismo come valore e obiettivo, il senso di giustizia di fronte al crack delle banche popolari che da avvocato lo aveva spinto a impegnarsi anche in politica per far riavere ai risparmiatori traditi quello che avevano perso. È un vasto cordoglio quello suscitato dalla morte di Andrea Arman, il legale di Valdobbiadene scomparso a 65 anni per una leucemia che gli era stata diagnosticata un anno fa e per la quale era in attesa di trapianto di midollo. Insieme a Franco Rocchetta fu tra gli storici fondatori della Liga Veneta, mosso da una passione venetista mai venuta meno. Nel 1997 era stato difensore dei Serenissimi. In prima linea era poi tornato insieme a Don Enrico Torta per far valere i diritti di chi aveva perso i propri risparmi affidati a Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Io con Andrea ho avuto un rapporto umano e professionale molto intenso dal 1996 ad oggi. Ci siamo, devo dire, battuti con intensità e con coraggio all'epoca del processo della famosa scalata al Campanile, che fu un processo obiettivamente molto, molto difficile. E più di recente ci siamo impegnati a tutelare i diritti dei risparmiatori di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza, seriamente pregiudicati nella loro dignità. L'impegno nei 5 Stelle con cui si era candidato alle politiche del 2018 perché l'allora partito di Grillo portava avanti il tema dei ristori dei truffati. Nei social il cordoglio verso il patriota Arman di altri storici compagni di battaglie, da Ettore Beggiato ad Alessio Morosin, di convinti venetisti come Michele Favero e Silvia Nizzetto. Quando gli si chiede di ricordare la persona, l'avvocato Fadalti si blocca e si commuove. Grande lettore, amante della caccia, Arman aveva sofferto negli ultimi anni per il doppio incendio che aveva coinvolto il suo chalet di montagna ai confini con Segusino. Lascia la moglie Loria Verri. I funerali di Andrea Arman saranno celebrati venerdì alle 15:30 in Duomo a Valdobbiadene. Negli ultimi anni, peraltro, se rimaniamo a parlare di avvocati, è calato il numero di chi sceglie questa professione, complice il fatto che nell'ultimo periodo si va verso un'avvocatura molto più dedita alla consulenza. Anche a Padova i numeri sono in calo, a dirlo il presidente dell'Ordine degli Avvocati, che però precisa c'è spazio per chi è bravo. Per la prima volta nella storia il numero degli avvocati non cresce. Quest'anno, riferito al 2024, avremo circa 20 avvocati in meno iscritti all'albo. Quindi, voglio dire, per quello che ci riguarda è un fenomeno molto contenuto in termini numerici. Certo, non assistiamo più a quella crescita esponenziale del numero di avvocati, perché evidentemente la nostra professione per molte ragioni è meno attrattiva. Ma un messaggio vorrei dare davvero, e cioè che per gli avvocati bravi, per chi mette tutta la propria competenza, il proprio impegno, la propria passione in questo lavoro, in questa funzione, il posto ci sarà sempre. L'avvocatura, spiega il presidente dell'Ordine degli Avvocati Padovani, deve essere una missione, non una scelta di ripiego. Oggi lo spazio c'è solo per gli avvocati
stati bravi, l'appello ai giovani. La prima cosa è: bisogna studiare. La seconda è che bisogna essere specializzati. Oggi noi abbiamo un sapere giuridico enorme, immenso. Non è pensabile che noi siamo preparati su tutto il sapere. Oggi essere preparati significa essere specializzati. Ci rivediamo tra un istante, ci fermiamo giusto un attimo. Bentrovati in diretta a Focus TG. È addirittura d'arrivo in Parlamento il reato di omicidio sul lavoro, un tema che è stato discusso da avvocati e consulenti in Fiera Longarone, dove si è ribadito come in caso di infortunio mortale non risponda solo il datore di lavoro, ma anche il committente. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da 2 a 7 anni. Questo è il primo articolo della legge che introduce il reato di omicidio sul lavoro e che è in discussione in Parlamento. Una norma che vuole contrastare una tragica statistica. Si parla di 3 morti al giorno, spesso si evidenzia come soluzione quella di un inasprimento delle sanzioni. Tra l'inasprimento delle sanzioni si configura anche la creazione di un nuovo reato che sarebbe quello di omicidio sul lavoro, quindi il reato di omicidio colposo viene ad assumere una gravità ulteriore quando l'evento si verifica in occasione del lavoro delle persone nelle imprese. Pene che aumentano se ad esempio non sono stati forniti dispositivi di sicurezza ai dipendenti e se l'imprenditore non ha provveduto ad assicurare i prestatori d'opera e le terze persone presenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri. Una legge che però secondo i consulenti ed avvocati non basterà a fermare le morti bianche. Che infatti si accompagnerebbe a questo inasprimento delle sanzioni la facoltà di svolgere una maggiore prevenzione mediante i modelli organizzativi. Che in pratica sarebbero tutte le regole aziendali antinfortunistiche che ogni azienda dovrebbe mettere a bilancio. Condizionale d'obbligo perché la sicurezza ha un costo e se non applicata permette alle aziende una competitività economica seppur sleale. E i prezzi troppo bassi devono insospettire invece la committenza, perché sono il primo segnale di una situazione che potrebbe avere conseguenze davvero per tutti. Vale a dire, se io do il lavoro da fare a un'azienda nella mia proprietà e succede un incidente, un mortale sul lavoro, chi deve rispondere? Risponde anche lei nel momento in cui non ha verificato esattamente le qualità professionali, i requisiti di operatività di quell'azienda lì, oltre naturalmente all'azienda. La tragedia della 28 con la morte di Sara e Jessica, scarcerato l'imprenditore bulgaro accusato di averle travolte e uccise con il suo SUV nel gennaio del 2022. I familiari sono sconvolti, una presa in giro, dicono l'unica condanna è per noi. Sinceramente me lo aspettavo, ma non così presto. E comunque ho capito che il governo e le leggi aiutano più i delinquenti e gli assassini che le persone oneste. Quindi a questo punto forse è meglio essere un delinquente che una persona onesta. È uno sfogo duro quanto amaro quello di Alain Fragasso, appresa la notizia della scarcerazione di Dimitre Traikov, l'imprenditore 55enne di origini bulgare che sta scontando una pena 7 anni per la morte sulla 28 delle cugine Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, 26 e 20 anni, di Mareno di Piave. Era il 30 gennaio 2022 quando l'uomo con il suo SUV travolse ad alta velocità la Panda di Sara e Jessica, su cui viaggiavano anche le figliolette della prima, miracolosamente sopravvissute. A seguito dell'impatto Traikov si diede alla fuga tra i campi. Dopo 2 anni di misure cautelari e 1 anno di carcere per effetto della riforma Cartabia, l'imprenditore torna a casa sottoposto a obbligo di permanenza nelle ore notturne. Papà Alain, che fin dall'inizio ha chiesto giustizia, non si dà pace, anche perché Traikov potrebbe seguire un percorso di riabilitazione a favore dell'associazione familiare e vittime della strada di Milano. Ha la possibilità di uscire, per lo più fa richiesta che vuole fare il nonno vigile per far attraversare le strisce, questa è proprio una presa in giro. Decisamente troppo per un padre che ha perso l'unica figlia. La condanna non è stata data a lui, ma è stata data a noi, perché noi, mia figlia e mia nipote, non le rivedremo più. Sono molto demoralizzato, triste, ma parlo come da italiano.
Io spero che questa notizia arriva al governo e ci facciano 2 domande. Non posso fare altro che accettare e provare a continuare a vivere. Continuiamo a parlare di sicurezza, in questo caso nella provincia di Treviso, dove sono arrivati rinforzi alle forze dell'ordine. Ci racconta tutto Cristian Arbovit. Eccoli dunque i rinforzi arrivati nella Marca trevigiana in queste settimane, in questi giorni. Qui una importante rappresentanza dei carabinieri che stanno già operando nelle stazioni del territorio. Qui con me il tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Treviso. Ci dia qualche numero, colonnello. Allora parliamo di 57 nuovi carabinieri neogiunti, sono arrivati qui nella Marca dopo un corso formativo che hanno svolto presso le scuole dei carabinieri, in particolare di Reggio Calabria, di Iglesias e di Torino, e sono stati formati quindi al termine di un addestramento di base militare, sono stati formati in materie giuridiche, in addestramento al tiro, in tecniche di operative per quanto riguarda la sicurezza pubblica e sono a disposizione dei comandi stazione per l'attività di contrasto e di prevenzione del crimine. Parliamo di giovanissimi, lo vediamo dalle immagini di Alberto Pivetti. Assolutamente sì, parliamo di ragazzi tra i 20 e i 24 anni che provengono da varie regioni italiane e che sono, come dire, alla loro prima attività professionale. Tra questi carabinieri c'è Resina Rosa Gloria, Sara Gloria, ecco. Ci può spiegare cosa l'ha portata a indossare la divisa? Bene, diciamo che è stato un percorso, comunque una scelta lungamente meditata, esatto, ma ho scelto questa carriera perché mi ha spinto a scegliere questa carriera più che altro i valori che ha l'Arma, il senso di vicinanza al cittadino e il poter fare realmente qualcosa non soltanto per me stessa e per i miei colleghi ma anche per la società, lavorare sul campo e quindi dare una possibilità magari chi si sente meno capito, meno capito, di avere una voce, di avere una voce tramite noi, tramite la nostra disponibilità e tramite quelli che sono i nostri compiti, ma più che altro i nostri doveri, oserei dire. Quindi un supporto a 360 gradi che è anche psicologico per certi versi. Soprattutto psicologico, certe volte il supporto psicologico è più richiesto addirittura di quello fisico in molte occasioni, quindi sì. Comandante Mazzanti, insomma, sono parole importanti queste. Sì, come dicevo prima, loro sono espressione della gioventù moderna, quindi sono espressione della nostra gioventù, sono tutti ragazzi molto giovani che chiaramente però hanno altri valori e questo li può aiutare molto nell'attività colloquiale anche per quanto concerne appunto le devianze giovanili, il contrasto nei confronti di questi reati commessi da questi ragazzi molto giovani potranno essere le cause maggiormente comprese da questi giovani che fanno parte appunto della società moderna e che però hanno scelto un'altra strada. Giovani dunque che parlano ad altri giovani. Assolutamente sì, giovani che parlano ad altri giovani e speriamo che insomma questo colloquio, questa conversazione sia non a senso unico ma sia bionivoca. Vediamo anche un'alta rappresentanza femminile, questo è importante, altrettanto importante perché voi siete impegnati senza soluzione di continuità nel contrasto della violenza di genere. Sì, allora premetto che chiaramente non è prerogativa femminile il comprendere la violenza di genere perché la violenza di genere proviene chiaramente da diversi fattori, però la presenza così nutrita di militari di sesso femminile sicuramente ci può aiutare anche in quell'attività di front office che noi svolgiamo soprattutto per la ricezione delle vittime di violenza di genere. Questi nuovi 57 carabinieri sono stati collocati in tutte le stazioni della Marca? Sì, assolutamente, sono stati distribuiti nelle 5 compagnie che comprendono appunto il comando provinciale di Treviso. Questo consentirà dunque di avere anche più pattuglie sul territorio per il contrasto ai reati contro il patrimonio e più in generale. Allora, questa non è chiaramente immissione straordinaria, quindi non c'era necessità chiaramente di una immissione straordinaria per quello che sono la sicurezza e l'ordine pubblico nella provincia di Treviso, però sicuramente implementeranno il servizio di controllo del territorio.
Grazie comandante, ci lasciamo dunque con queste immagini di Alberto Pivetta e i nuovi rinforzi che arrivano nella Marca trevigiana. Buon lavoro quindi a tutti questi nuovi militari, carabinieri e carabiniere che sapranno sicuramente fare la differenza. E grazie come sempre anche a Christian Arboit. Il progetto del tram che collegherà la fiera al centro storico di Vicenza agita nuovamente i commercianti di Corso San Felice. Il tracciato, dicono, spazza via i parcheggi e minaccia così la sopravvivenza dei negozi. Residenti e commercianti in Corso San Felice, a ridosso di Porta Castello e Campo Marzo, sempre più allarmati per il progetto tram che, come opera compensativa della TAV, prevede un nuovo collegamento dal centro storico con la fiera. Il tracciato del BRT Bus Rapid Transit prevede in questo tratto la completa rimozione delle aree di sosta delle auto in contrasto alle esigenze dei negozianti. Il progetto, sospeso per questo dalla precedente amministrazione comunale, è stato invece recentemente ripreso e riproposto senza tener conto però delle proposte alternative, come il passaggio in Viale Milano. Per questo molti commercianti temono di dover chiudere i negozi se avverrà questa rivoluzione viaria nel quartiere. E qua anch'io penso di andare via se fanno una cosa del genere. È l'unica via dove ci sono i negozi che pescheria, macellaio, parrucchieri. Ho appena spostato da un negozio piccolo a un negozio grande, è appena aperto da qualche mese, poi mi finirà di chiudere il negozio in questo caso qua. Tutti qui abbiamo camion che arrivano 2 o 3 volte a settimana, non possono partire, viene caldo, chi ha il pesce, chi ha la carne, anche noi stessi. Io faccio matrimoni, cosa devo farmi? Mezzo chilometro per portare una torta a caricarla. Il nostro quartiere si inserisce in una zona già abbastanza calda. Per fortuna noi possiamo ancora vantare di essere questo piccolo centro commerciale all'aperto, naturale, che tiene il presidio. Noi, tenendo le luci accese e le vetrine aperte, sicuramente facciamo un po' di barriera, ecco. Ci sono anche i residenti che sono adesso sul piano di guerra. Praticamente da un giorno per l'altro vengono a sapere che sotto le loro abitazioni verranno messe decine di posti auto a spina di pesce. Qui in battaglione Monteberico hanno detto che toglieranno tutta questa zona dove c'è il passaggio del bus e saranno messe vari posti, molti posti auto, altrettanto ne verranno qui all'interno del piazzale. La gente si trova questa decisione da un giorno per l'altro, perché evidentemente non ha seguito tutto quello che è successo in questi anni. Io ho partecipato anche alla riunione dei commercianti che sono immensamente arrabbiati. Cercheremo di spingere per la soluzione di Via Milano. E passiamo a un'altra protesta, quella per la realizzazione di un maxi impianto agrivoltaico in una zona verde di Marocco, a Mogliano Veneto. Dopo l'ok della sovrintendenza, il Comune chiede una revisione urgente e scatta la mobilitazione dei residenti. 11 campi da calcio, 5,5 ettari, la superficie interessata è di 17 ettari, quindi un mega impianto agrivoltaico. È contro questo progetto dai grandi numeri che amministrazione comunale e residenti stanno scendendo letteralmente in campo, anzi tra i campi, in questo lembo di terraglio in via Carlo d'Azeglio a Marocco di Mogliano, terra di paesaggi e scorci architettonici. Le ville venete che sono la nostra ricchezza, perché Mogliano è una città d'arte grazie alle sue ville, e tra l'altro una di queste, che è qui a ridosso del futuro previsto impianto, è una villa importante perché è la villa che ospita il museo Tony Benetton. Questo è il fotoinserimento che ieri ho mandato in sovrintendenza per chiedere la revisione del parere che hanno dato. Purtroppo la sovrintendenza ha dato un parere positivo a questo impianto, perché probabilmente ha fatto una semplice analisi vincolistica senza vedere cosa c'è intorno. Revisione urgente quindi, con il Comune che ripassa la palla alla sovrintendenza, quello stesso ente che per un impianto analogo in via Cavalleggeri aveva dato parere negativo, anche se la partita pure lì è tuttora in corso. A Marocco nessuno è pronto a convivenze forzate, di certo non Valentina Possamai, giovane mamma che nel 2023 qui ha comprato casa. Non eravamo a conoscenza di quello che sarebbe successo, dei progetti che c'erano per il terreno adiacente alla nostra abitazione, ma soprattutto la cosa che ci ha fatto rimanere un po' più perplessi è stata che lo stesso proprietario dell'abitazione è lo stesso proprietario del
del terreno che circonda la casa e non siamo stati avvisati di nulla. E pensare che la zona è vincolata, la stessa strada non può essere asfaltata, per non parlare delle singole ville, Roberta Frigo ne possiede una. Se non ricordo male, noi in passato abbiamo fatto una richiesta per mettere dei fotovoltaici sul tetto e mi sembra che non ce l'abbiano concesso perché andavamo ad impattare quello che era il decoro della villa. A echeggiare è soprattutto un interrogativo. Con tanti capannoni che si possono utilizzare per fare questi impianti e rubare suolo alla campagna ancora. Voi siete pronti a dare battaglia? Ma certamente, anche perché insomma non sta nella logica proprio dell'utilizzo del terreno un progetto del genere. Guardate che bello, cioè è bellissimo, sono posti meravigliosi, è assurdo rovinarli questi posti. Si rischia veramente di tappezzare il nostro territorio di questi laghi di vetro, di pannelli solari. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati a Focus TG, parliamo di sporcizie e topi in centro storico a Vicenza. La segnalazione di una nostra telespettatrice che ha fatto i conti con una amara sorpresa. Vediamo di cosa si tratta. Una sorpresa scioccante quando ha aperto il cofano della macchina trovando un vero e proprio banchetto consumato dai ratti. Pezzi di cibo che erano stati nascosti nel vano motore e mangiati proprio lì dentro al cofano dell'auto parcheggiata in pieno centro storico, in una delle zone riservate ai residenti a pochi passi da Piazza delle Erbe. Avevo lasciato la mia auto ferma per 3 giorni perché avevo il bambino ammalato e quindi avevo lavorato da casa e quando ho cercato di rimetterla in moto ho visto che aveva dei problemi proprio elettrici, quindi l'auto faceva fatica a ripartire e mi dava un segnale di start e stop da controllare. A quel punto mi sono rivolta ad un letrauto meccanico e all'apertura del cofano mi ha detto testuali parole: qua c'è stato un bel banchetto, e all'inizio io non ho capito perché i pezzi di cibo che sono stati trovati all'interno dell'auto erano talmente grandi che in una prima battuta ho pensato che qualcuno me li avesse infilati dentro il cofano, invece c'erano escrementi di topo e il meccanico mi ha detto: guarda che qua sono stati topi, quindi probabilmente ti hanno danneggiato qualche filo. Di qui l'interrogativo se si tratti di un episodio isolato e la messa in guardia anche agli altri residenti che parcheggiano in zona. E sono almeno poco meno di 20 anni che parcheggio in centro storico, sempre usufruendo delle zone diciamo a pagamento, e non mi era mai capitato un'avventura del genere, quindi per me è stata una sorpresa e penso di non essere la sola. Alla brutta esperienza fanno eco i commercianti che fanno leva sul senso civico dei cittadini e si appellano a chi di competenza per una maggiore pulizia del centro storico. Non è tanto pulito il centro storico perché troviamo spesso sporco anche la mattina quando io spazzo fuori da me, spazzo anche dove che non dovrei perché non è compito mio, perché per terra c'è carte, sigarette, bicchieri, barattoli, c'è di tutto. Cioè è veramente brutto in centro storico, che è il nostro biglietto da visita con la Basilica Palladiana, vedere le strade, anche la piazza stessa con il degrado. Ritornano i turisti dopo 2 o 3 anni, anche 5 anni, e mi dicono che trovano la città un po' più sporca di quella che era una volta. Secondo me ci dovrebbe essere più senso civico da parte del cittadino e poi anche magari una presa di posizione da parte degli enti preposti alla pulizia. Allora, c'è chi ha problemi coi topi, a Vicenza per esempio, ad Arzignano invece c'è un problema con il proliferare di piccioni in centro storico. Droni per allontanare i piccioni. Si tratta di un servizio sperimentale di dissuasione e allontanamento dei piccioni messo in campo ad Arzignano da metà gennaio fino alla metà di agosto. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di garantire il decoro urbano, minacciato in termini di salubrità degli spazi pubblici dalla presenza eccessiva di piccioni che affollano le aree del centro storico. Un occhio ai costi conseguenti per le amministrazioni che devono farsi carico della pulizia e della sanificazione degli spazi pubblici. Abbiamo pensato a questa nuova soluzione o questo intervento innovativo e speriamo appunto anche efficace per ridurre naturalmente la loro presenza in maniera non invasiva. È un modello che è stato, una soluzione che è stata adottata anche da altri comuni con buoni risultati.
Gli interventi avverranno 2 volte alla settimana fino ad agosto, con l'obiettivo di rinnovare l'iniziativa, che si inserisce in un più ampio programma di interventi per il contenimento della popolazione di piccioni. L'obiettivo è prevenire la formazione di nuovi nidi e ridurre progressivamente la presenza dei volatili nelle aree più sensibili della città, nel pieno rispetto delle normative vigenti e del benessere animale. Il continuo aumento della popolazione dei piccioni è diventata una criticità per le amministrazioni. Oltre al problema igienico-sanitario è diventato anche un problema economico. Noi stiamo cercando di allontanare i piccioni con una soluzione momentanea con l'utilizzo del drone, che ci permette di allontanarli temporaneamente ma non definitivamente. Ritengo personalmente che l'unica soluzione per definire una volta per tutte questo problema sia un aumento della selezione, quindi un aumento degli abbattimenti e, perché no, inserire nel calendario venatorio anche il piccione e tutti i corvidi. Secondo i pescatori di Bassano del Grappa, invece, la trota marmorata è a rischio a causa della centralina idroelettrica che un privato vorrebbe costruire sul Brenta. Noi in Brenta abbiamo la trota marmorata, che è una forma endemica del fiume, è rarissima. Da 20 anni continuiamo a proteggerla completamente, infatti vige il divieto di pesca. Questa trota trova il suo habitat naturale nella zona di Vastagna. Una deviazione come prevista farebbe il macello, cioè andrebbe a sopprimere tutto l'habitat che ora si è creato in quella zona. Bastano poche parole per far capire perché chi ama la Brenta sia contrario alla centralina idroelettrica che si vorrebbe costruire a San Gaetano, in Val Brenta. Un'opera che, per chi si occupa del fiume e porta avanti la tradizione antica della pesca, è semplicemente devastante. Siamo permanentemente contrari a questo. Per noi sarebbe la fine di un'attività che dura da più di 40 anni, l'associazione. Sono 2000 i frequentatori del fiume che arrivano grazie all'associazione ogni anno per vedere, studiare la trota marmorata e le altre specie ittiche. Tutto questo ora rischia di sparire a causa del progetto della centralina, che va a innestarsi su una dinamica di piene e secche dominate dai cambiamenti climatici. Il fiume se andiamo a guardarlo, nel 2023 con la grande secca ha avuto acqua solamente nelle zone di Vastagna e qua nelle zone di Bassano. Andare a ridurre la portata nelle zone di Vastagna sarebbe ammazzare completamente il fiume. Già abbiamo problemi con i tiofagi, chi più ne ha più ne metta, per noi sarebbe la fine e sarebbe la fine per la vita del fiume. Qualcosa però si può fare, sono tante le voci che si levano a difesa del fiume e sono voci che chiamano a far la propria parte chi siede sulle poltrone che contano. E dopo 20 anni che si parla di questa centrale e dopo che nel 2017 addirittura la Regione si era proposta di evitare la costruzione di queste centrali lungo il fiume, che già ha dato tanto, noi non riusciamo a capirlo. Questo per noi è un punto stretto, ma lo dobbiamo chiedere a qualcuno. Naturalmente anche qua in Comune di Bassano abbiamo un ex politico a livello regionale che dovrebbe darci queste risposte. Veneti schiacciati dalla crisi, arriva il carnevale anche al Banco Solidale di Sant'Artemio. I bambini delle famiglie in difficoltà economiche potranno scegliere la maschera che preferiscono. Il pirata, la principessa, Winnie the Pooh, Biancaneve, Batman. Il carnevale è entrato nel vivo della stagione e così anche al Banco Solidale dei Veneti schiacciati dalla crisi. Ogni bambino, come ogni mercoledì nella sede di Sant'Artemio, potrà scegliere il travestimento che preferisce e vivere così un carnevale in maschera con gli amici. Tutti questi bei vestitini che le persone hanno portato per cercare di far sorridere i nostri bambini, che sono sempre molto tristi, non tutti, ma ce ne sono dei molto tristi perché vivono queste situazioni in famiglia molto problematiche. Perciò sono bambini che devono sorridere, devono fare il carnevale e allora consegneremo loro i vestiti, i coriandoli, le stelle filanti per portare un po' di allegria. Tanta la solidarietà arrivata anche dalle raccolte di alimenti nei supermercati della zona. Non mancano neppure i crostoli, famosi da anni, perché anche quelli sono arrivati da un supermercato che ci fornisce di tante cose e perciò devo ringraziare. Un bilancio di raccolte consegna alle famiglie bisognose positivo, ma al banco c'è sempre bisogno d'aiuto.
Per diversi mesi saremo fermi con l'abbigliamento, non portate abbigliamento perché sono strapieni e io non voglio dire portate tanto per portare perché non si butta, qui si consegna. Se volete idrati alimentari sì, scarpe sì, quelle sì perché servono sempre, igiene per la casa, igiene personale. Lavoro instancabile quello dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi e che nei prossimi giorni con la presentazione degli ISEE capiranno quali e quante famiglie avranno la possibilità di entrare nel banco solidale. Abbiamo 6 milioni di poveri e io devo ringraziare tutti i banchi solidali, le parrocchie, il mondo del volontariato. E oltre al carnevale c'è anche una stagione sciistica in pieno corso, allora andiamo a vedere qual è il bilancio sul Nevegal. Il progetto per il Nevegal è triennale, adesso siamo a metà della prima stagione sciistica con la nuova gestione, tanto che ancora non c'è stato il passaggio formale del nome societario da Nevegal 2021 a Dolomiti Ski Line Nevegal, che intanto ha previsto sul colle un investimento di 2,5 milioni, di cui buona parte necessari per sostituire i vecchi cannoni e poter riaprire la Cocca Alta e l'anello del fondo a Faverghera. Ci sono tante cose da fare, sono veramente tante cose da costruire. Abbiamo fatto già un buon passo avanti con queste 2 revisioni delle 2 triposto, quindi che sono fondamentali perché è il collegamento con la parte alta e quindi sarà il collegamento poi con la sciovia delle Erte, il Col Toronte e soprattutto è una buona notizia che hanno finito il laghetto che ci servirà per l'innevamento e quindi quest'estate inizieremo i lavori di collegamento tutta la rete idrica e rinnovamento e svecchiamento dei generatori neve, oltre che l'inserimento di alcuni nuovi. Si spera in una seconda metà di febbraio ed un marzo freddi per l'innevamento artificiale, garantendo l'apertura quotidiana dell'impianto con buon afflusso di sciatori nei weekend. Si sono spesi già circa 180.000 euro. Ma già si guarda ai progetti per rendere la località attrattiva anche in estate. Un'estate piena di iniziative, piena di eventi, avremo il downhill che verrà rafforzato, avremo la bike, avremo l'e-bike, avremo yoga, pilates, canyoning, orientering, molte quindi discipline che i turisti potranno fare tranquillamente prenotando al centro Ski Pass che diventerà un centro di prenotazioni per tutte queste discipline e quindi il turista avrà più possibilità di fare varie attività all'interno appunto del territorio. Era questo l'ultimo servizio di Focus TG che termina qui. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza, poi questa sera dalle 21:20 il talk show Focus. Grazie per averci seguito e buona giornata.